Guarda, come al solito sei veramente bravo e preparato perché comunque leggi benissimo le partite. Difficile oggi era proprio quello, rientrare dopo una pausa di circa un mese, 20 giorni, adesso non mi ricordo di preciso. Il difficile era proprio quello. Squadra più ostica, dicevo i giorni scorsi anche ai ragazzi non potevamo incontrare, che era lo Steaua. Comunque io ho visto altre partite, ho visto che comunque la Golbet ci ha sofferto, la Roma anche, e il Cotton pure, quindi parliamo tutte delle squadre strablasonate. Il Peperino ha vinto 2-1 contro di loro, quindi è una squadra tosta. E invece noi oggi siamo entrati bene in campo, i ragazzi avevano le facce giuste quando sono arrivato al campo. E sono contento per la prestazione nella parte offensiva, difensiva un po' meno, ma non per sbavature, perché noi se fate caso tanti gol li prendiamo per deconcentrazione, quando ormai sentiamo la partita a casa, vogliamo fare i fenomeni e purtroppo in questa lega non ti perdonano e quindi ti puniscono, poi c'è il rischio che ti innervosisci, a volte ti puoi impappinare le partite da soli, però oggi i ragazzi a ogni botta che prendevano rispondevano con altrettanta botta, quindi alla fine sono stracontento di loro, lo dico, l'ho detto anche in passato, io sono comunque sempre vado orgoglioso di loro, sto gruppo è fantastico, lottano ognuno per l'altro e per me è la cosa più bella vederli in campo, aiutarsi e anche oggi erano tutti contenti che era tornato Mirante, abbiamo visto che in campo comunque quanto l'hanno aiutato, all'inizio un po' difficoltoso perché è normale, la squadra gli è stata vicina e poi si è visto qualche sprazzo del vecchio Mirante. Bene, bene tutti, non solo lui, ma tutti, dalla difesa agli attaccanti, non c'è da recriminare su nessuno. Squadra attenta, dobbiamo andare avanti così, non abbiamo fatto niente. Sì, noi il problema del gol ce l'abbiamo sempre avuto, ma credo che comunque abbiamo sempre scenato un calcio divertente e facciamo fatica a fare gol. Quello che ho detto l'ultima partita, partita dopo partita, calcoliamo ragazzi che comunque noi abbiamo 10 ragazzi del vecchio gruppo e il restante è quasi tutto nuovo, quindi anche loro, la conoscenza tra di loro ci deve stare, anche io devo avere il tempo per conoscerli, come esaltare le loro doti, ma questa non è la mia bravura, è solo bravura dei ragazzi, ripeto, se questa squadra fino ad oggi ha fatto questi risultati è merito esclusivo di questi ragazzi che compongono la rosa. Ogni settimana mi mettono in difficoltà perché io ho 24-25 adesioni della rosa per gente che vuole venire a giocare e cerco di far ruotare tutti e tutti si mettono a disposizione. Ci vuole il tempo. Col tempo speriamo di migliorare, passetto dopo passetto, politica, ripeto, la società ha sempre ragionato step by step. Adesso testa alla prossima partita, adesso questa settimana prossima riposiamo, avremo modo noi di provare qualche cosina. Partita dopo partita, senza montarci la testa, oggi siamo contenti e andiamo avanti per la nostra strada.